Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di Mattoscacco. Abbiamo visto recentemente una partita, benché amichevole, in cui Judith Polgar, la più grande giocatrice di tutti i tempi, ha sconfitto Magnus Carlsen. Penso che abbiano giocato un amichevole a Madrid dove promuovevano appunto il gioco degli scacchi in contemporanea al torneo dei candidati per trovare quello che sarebbe stato lo sfidante di Carlsen. Ecco, Judith Polgar ha sconfitto l'attuale campione del mondo, ma 20 anni fa, nel 2002, Judith Polgar sconfisse anche il campione del mondo Garry Kasparov, il giocatore più forte di tutti i tempi secondo alcuni. Ora è Carlsen, prima era Kasparov. Interessante come Judith, che ha studiato scacchi fin da bambina, addirittura era stata aiutata da Bobby Fischer che viveva a casa sua e suo padre l'aveva educata molto seriamente al gioco degli scacchi, sia arrivata appunto a livelli così alti da sconfiggere anche i migliori giocatori al mondo, sia adesso sia 2 decenni fa. Vediamo questa partita in cui c'è un match a Mosca, c'è Russia contro il resto del mondo. Judith Polgar è ungherese. Judith Polgar rappresentava il resto del mondo e gioca E4. Kasparov gioca E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Kasparov stava cercando di essere solido, Judith Polgar sceglie l'apertura spagnola o Ruy Lopez. Kasparov gioca cavallo F6. Perché questa scelta? C'è da sapere che Kasparov aveva appena perso recentemente un match contro Vladimir Kramnik, dove Kramnik aveva giocato sempre cavallo F6 da berlinese e quindi Kasparov da bianco non era mai riuscito a scalfire questo muro, non era riuscito ad andare più della patta da bianco e di fatto perse il match, perché poi una partita da nero le può perdere. Essendo quindi la berlinese una difesa molto solida e Kasparov lo aveva purtroppo per lui preso di persona, una buona occasione per ripeterla da nero contro questa formidabile avversaria. Judith Polgar arroccò, accettando la berlinese aperta, cavallo per E4. A questo punto il bianco potrebbe recuperare il pedone con torre E1, ma dopo cavallo D6, cavallo per E5 che minaccia scoperte il cavallo, cavallo per E5 per esempio, torre per E5, alfiere E7, la posizione è piuttosto pattaiola, la struttura è simmetrica. Il bianco ha un vantaggio minimo perché il cavallo in D6 non è molto ben posizionato, ma non c'è molto. Il bianco gioca D4 con la speranza che nero catturi, perché se nero cattura in D4 la torre occupa la colonna aperta attaccando il cavallo ed è vero che nero lo potrebbe difendere, ma a caro prezzo, no? Perché poi, non so, l'attacco del bianco inizia ad arrivare, il re è molto scoperto, ci sono degli scacchi. Il bianco qua starebbe molto meglio. Per questo, dopo D4, nero ritira il cavallo attaccando l'alfiere, Judith prende in C6, D per C6, D per E5 e arriviamo al cosiddetto finale berlinese. Cavallo F5, donna per D8, re per D8. Allora, in questo finale il bianco ha una miglior struttura pedonale perché il nero ha i pedoni doppiati C6, C7. Ciò significa che l'eventuale finale di pedoni sarebbe vincente per il bianco, cioè un finale di pedoni per il nero sarebbe perso se si cambiassero tutti i pezzi tranne i pedoni. A favore, che cosa abbiamo a favore del nero? Il nero ha la cosiddetta coppia degli alfieri. La coppia degli alfieri spesso è un vantaggio importantissimo. Perché la coppia degli alfieri è un vantaggio importantissimo? Perché
è come avere in alcune posizioni mezzo pedone in più, hanno moltissima mobilità, controllano le caselle di tutti i colori e sono notoriamente superiori ad alfiere e cavallo dal punto di vista tecnico. Questi due vantaggi, miglior struttura per il bianco, coppia degli alfieri, si compensano, ma la teoria attribuisce al bianco un leggero vantaggio. Quindi questi pedoni sono una maggioranza che non può produrre un pedone passato da sola senza l'appoggio di altri pezzi o re, e ciò causa appunto il finale di pedoni perso per il nero. Il bianco continua lo sviluppo, uno dei piani del bianco è sviluppare i pezzi e magari spingere i propri pedoni nell'ala di re. Cavallo C3, H6 per evitare salti di cavallo in G5, anche se oggigiorno si considera che questa mossa sia lenta. Torre di uno scacco, Re 8. Un altro degli svantaggi del nero è che il re è al centro, quindi sarà più difficile collegare le torri. Per il bianco gioca H3, alfiere E7. Poi il bianco manovra il cavallo. Il cavallo si dirige verso altri lidi, magari potrebbe andare in F4, magari si potrebbe giocare G4 e poi cavallo G3, a volte potrebbe anche centralizzarsi in D4 per cambiarsi con il rivale in F5. Il nero che gioca questa posizione appunto per giocare per la parità, gioca cavallo H4, vuole semplificare, semplifica e poi gioca alfiere E3. Bianco ha terminato lo sviluppo, centralizzerà il cavallo e magari si potranno mettere in moto i pedoni. Nero gioca alfiere F5 attaccando C2, cavallo D4, alfiere H7 e ora punto esclamativo G4. Il bianco ha un 4 contro 3, quindi inizia l'espansione. Si potrà continuare con re G2, re F3 perché siamo già in un mediogioco tendente al finale, quindi l'attività del re sarà importante. Il bianco è forte sull'ala di ra, i pedoni, il re non sarà mai debole. Il cavallo può andare in F5 perché il suo alfiere per G per. Il bianco avrebbe sì pedoni doppiati ma godrebbe di un grande vantaggio di spazio e di attività. E nero perderebbe la coppia degli alfieri. Alfiere 7, perché l'alfiere era un po' strano lì. Re G2, H5, cavallo F5. Ora il bianco domina la posizione. In caso di alfiere per G per anche il bianco ha i pedoni doppiati, ma al nero sparisce la coppia degli alfieri, il bianco può centralizzare il re, provare a entrare sulla colonna D e il bianco ha una posizione dominante, un vantaggio immenso in questa posizione. Nero giocò alfiere F8, a questo punto re F3, è molto importante nei finali attivare il re, gli alfieri del nero sono molto passivi. Nero giocò alfiere G6, torre D2, accingendosi a raddoppiare sulla colonna. Il bianco vuole giocare torre D1, poi eventualmente torre D7, dove la torre potrebbe essere molto forte. Il nero cambia i pedoni per attivare la torre, peccato che la torre non abbia obiettivi d'attacco lungo la colonna H, è uno scacco, la torre deve tornare indietro. Torre H7, re G3, sempre meglio mantenere il re attivo. Se ora il nero cambiasse in F5 per poi attaccare tale pedoni, re G4 difenderebbe il pedone, poi il bianco si appresta sempre, no, ad invadere la colonna D con vantaggio immenso ancora una volta. Nero ha giocato F6, a questo punto il bianco alfiere F4 giocò, così ora tutti i pezzi si attivano in previsione del cambio, meglio piuttosto che cambiare, meglio lasciarsi cambiare, così dopo i vari cambi l'alfiere in E5 sarà un mostro. Alfiere per G per, F per E5, ora si poteva prendere in E5 mantenendo un chiaro vantaggio, ma tutti i pezzi devono entrare in attacco, quindi Judith Polgar gioca con grandissima maestria. Nero gioca alfiere D6, alfiere per E5. A questo punto sembra che ci dirigiamo verso un finale, anche il bianco e i pedoni doppiati, ma ora la differenza sta nell'attività delle torri, una trasformazione del vantaggio. Queste torri sono attive, il re è debole e le torri sono scollegate, quindi il vantaggio di coordinazione del bianco è estremamente grande. Re D7 e ora C4, punto esclamativo minaccia C5. Un'altra alternativa avrebbe potuto essere forse alfiere per D6, C per D6 e torre E6, no? Per attaccare questo pedone, ma allora il nero avrebbe potuto giocare D5 difendendolo, no? Quindi C4, punto esclamativo. Ora si minaccia il pezzo, se qualora il nero
spostasse il re, il bianco guadagna direttamente un pedone, o meglio anche la torre, no? In questo caso. Se il nero gioca torre 8 per creare pressione sull'alfiere, in realtà questo alfiere in D6 è inchiodato, quindi la pressione sull'alfiere in E5 è irrisoria, è inesistente. Quindi il bianco vince e guadagna appunto l'alfiere in D6 con vantaggio decisivo. A questo punto, quindi, dopo C4, il nero deve giocare C5, ecco, e dopo C5 giochiamo alfiere per D6, C per D6, torre 6, quindi magistrale l'inserimento di C4, C5. Faccio rivedere di nuovo la posizione dopo senza C4, in caso di alfiere per C per e torre 6, nero si difende per ora, rimane in vita per un po' con D5, perché il pedone supportato D5 è supportato dal pedone C. Inserendo C4, C5, il pedone in D6 cade e con esso la partita, perché oltre a essere un pedone in se stesso, è anche una barricata contro le torri che potranno invadere ferocemente le ultime traverse del nero. Il nero gioca torre H8 per attivarsi sulla H, ma sulla H c'è ben poco da fare. Torre D per D6, re C8, torre D5 attaccando tutti i pedoni. Il bianco non ha paura che inizino gli scacchi, perché innanzitutto il re potrebbe anche attivarsi, ma poi, o prima o poi, il re si dirige al centro. Ora in caso di torre 8 H3, il bianco potrebbe giocare tranquillamente re E4, ma anche re E2, gli scacchi sono finiti, dopodiché il bianco minaccerà cose come scacco, re C7, scacco di nuovo, catturare in G7 ed è finita. Torre 2 H3, re E4, ora il re si attiva. In caso di torre H4, il re potrebbe attivarsi ancora di più, o si può giocare F4, gli scacchi sono terminati, dopodiché magari il bianco potrà pensare a giocare torre 6, torre 7, torre D7, e le due torri in settima porteranno ad una vittoria inesorabile. Il nero ha giocato B6, torre C6 scacco, re D8, su re B7 più naturale seguirebbe magari, non so, torre G6, no? Con pressione, no? Si prenderà questo pedone e ancora una volta si conclude poi la partita, perché il re è debole, se si cambia il pedone F inarrestabile. E dopo torre C6, re B8, gioca Kasparov, torre D7. Questo tentativo di resistere non funziona. Torre H2, re E3, non c'è nessuna fretta. In caso di scacco torre 6, poi si potrà anche raddoppiare. Tutti questi pedoni cadranno con scacco, con minacce di matto. Il nero non può alzare la torre per via del matto in ottava, quindi il nero ha giocato torre F8 subito, ma ahimè, questo non serve. Torre C7, torre per F5 e ora le due torri in settima vincono. Scacco, re C8, torre C7, re D8. Torre per G7, minacciando matto, un matto della scaletta. La re scacco è inutile perché il bianco non fa altro che attaccare la torre e aggiungere questa minaccia, no, alle sue minacce. Il nero ha giocato re C8 e ha abbandonato. Perché avrà abbandonato il nero? Perché la sua posizione è senza speranze. Il bianco avrebbe potuto catturare in A7, minacciando di nuovo matto. Dopo re B8 si può dare scacco che con questa torre. In caso di re C8 si può giocare torre F7 minacciando matto il cambio delle torri. Per esempio, se ci sottrae il cambio delle torri c'è matto, si cambiano le torri. Judith Polgar, che ha già dimostrato un'eccellente tecnica, sicuramente vincerà questo 4 contro 3, no? Anche avanzando il pedone F o attivando il re. Quindi magnifica partita della Polgar, la più grande giocatrice di tutti i tempi, che oltre ad aver recentemente battuto Magnus Carlsen, in passato sconfisse anche Kasparov in un torneo Russia contro il resto del mondo. Ci vedremo presto con altri video, altre belle partite commentate.